Prego i consiglieri di prendere posto. Dichiaro aperta la 90ª seduta del Consiglio regionale celebrativa dei protagonisti dell'emigrazione regionale nel mondo, nell'ambito delle iniziative per il 50° anniversario della prima seduta del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Saluto anche la Presidente della Regione, l'onorevole Deborah Serracchiani, il Vicepresidente e l'assessore con competenza per i corregionali all'estero Gianni Torrenti. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è onorato di ospitare nella seduta solenne inserita tra gli eventi del 50° dell'Assemblea legislativa 32 protagonisti dell'emigrazione delle nostre terre, ai quali porgo un caloroso saluto come rappresentanti di friulani e giuliani che hanno saputo contribuire con il loro impegno e volontà alla crescita economica e sociale dei paesi dove vivono, mantenendo forte il legame con la cultura e la lingua delle comunità di origine. Un'iniziativa con la quale il Consiglio ha voluto riconoscere il contributo di operosità ed intelligenza dei molti emigranti che hanno illustrato la patria natale e sono espressione diretta delle centinaia di migliaia di persone protagoniste di una incalcolabile ricchezza morale e della trasformazione in risorse e potenzialità di tante storie di sofferenza ed emarginazione. Dobbiamo un grazie alle associazioni che hanno indicato i nomi dei protagonisti tra le comunità di emigranti di 5 continenti e una ventina di paesi, per i meriti conquistati nella vita professionale e per aver saputo mantenere viva la propria identità, aperta e rispettosa delle altre diversità. I protagonisti che oggi ospitiamo rappresentano idealmente le tante generazioni di emigranti che in Europa, nel Nord e Sud America, in Australia e in Sudafrica si sono distinti per laboriosità ed impegno, contribuendo ad elevare l'immagine del nostro Paese nel mondo, dopo aver costruito con tenacia e volontà il passaggio da emigranti a cittadini delle rispettive comunità di accoglienza. Sono quelle stesse doti che hanno consentito ai giuliani di superare le tragiche vicende che hanno interessato Trieste e l'Istria nei primi decenni del secondo dopoguerra ed ai friulani di trasformare la catastrofe del terremoto del 1976 in un'occasione di rinascita e sviluppo. Dal 1964, dall'istituzione della nostra regione, si è registrata una crescita sociale, economica e culturale che ha trasformato questa parte di nord-est italiano in una realtà sviluppata ed aperta alle sfide ed al confronto con i paesi della nuova Europa, anche se la congiuntura e la recessione degli ultimi anni hanno imposto di rivedere il modello produttivo dopo decenni di crescita. Il Friuli Venezia Giulia, che ha subito per troppo tempo i condizionamenti della guerra fredda, deve giocare con maggior coraggio la carta di una prospettiva che lo consacri come anello di raccordo culturale, economico e sociale con i paesi del centro Europa, ricoprendo un ruolo e una potenzialità che ha avuto in epoche passate. Lungo i nostri confini per secoli si sono incontrate e confrontate le grandi civiltà europee. Nelle nostre terre convivono italiani, friulani, sloveni, giuliani e tedeschi, terra di emigrazione per tutto il Novecento. Oggi il Friuli Venezia Giulia vuole essere un modello di accoglienza anche per la nuova immigrazione. Tutte queste presenze, quelle storiche e quelle più recenti, sono una ricchezza da valorizzare come fonte di integrazione culturale e di salvaguardia della dignità umana. Sono principi e valori che i testimoni, voi testimoni che ospitiamo qui oggi, hanno interpretato con il loro vissuto e con la storia delle loro famiglie che hanno onorato la terra di origine nei paesi di adozione.
La Regione ha sempre guardato con grande attenzione all'impegno e al lavoro delle associazioni dei corregionali all'estero, che hanno saputo rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigranti con la terra d'origine. Un impegno che va rafforzato con le opportunità multimediali che consentono collegamenti e banche dati interattive per avviare una rete di relazioni internazionali. Dobbiamo ringraziare le diverse associazioni dei friulani e dei giuliani nel mondo per la collaborazione costante nell'organizzazione dei soggiorni di studio dei giovani nelle terre dei padri e dei nonni, così come va riconosciuto l'impegno a mettere a punto programmi di rimpatrio per i corregionali che hanno manifestato desiderio di rientrare. Il patrimonio dei friulani e giuliani all'estero è rappresentato da una forma di emigrazione costruita da eccellenze, che è una nuova storia che rivive nell'esperienza dei protagonisti di oggi, esempi ricchi di valori per come hanno saputo integrarsi in terre diverse conservando le proprie radici. Il contributo che la nostra Regione può dare viene dalla consapevolezza dei tanti accadimenti, talvolta dolorosi, che hanno portato alla costruzione di una cittadinanza aperta nella quale ci sono anche gli emigranti giuliani e friulani nel mondo. Non sono senza significato le tante riflessioni che si sono aperte nella vecchia Europa a 100 anni dalla tragica esperienza della Grande Guerra, perché una parte dell'emigrazione ha avuto origine dalle devastazioni dei conflitti che hanno attraversato il secolo scorso. La forza delle solide radici dei protagonisti di oggi ci fa guardare con speranza ad un futuro di nuove collaborazioni, di prospettive di crescita e di incontro tra gli Stati che incrociano le nostre storie, ma che devono avvicinare anche le frontiere dell'emigrazione contemporanea, che ha assunto proporzioni preoccupanti. Centinaia di giovani laureati che trovano migliori opportunità di crescita e investimento lavorativo nelle università, nei centri di ricerca e nei ruoli manageriali delle grandi multinazionali fuori dall'Italia e dalla nostra regione, che vanno affiancati e sono da affiancare invece alle tante eccellenze che abbiamo nel mondo come testimoni della globalizzazione e come ambasciatori dell'internazionalizzazione del Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare a questa giornata solenne per il Consiglio regionale, ma solenne soprattutto per la vostra presenza e per la vostra testimonianza nel mondo a ricordo di una regione, Friuli Venezia Giulia, che sappiamo essere sempre nel vostro cuore. Grazie ancora e una buona giornata. Passo ora la parola alla Presidente della Regione, onorevole Deborah Serracchiani. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio regionale, autorità e graditissimi ospiti, è per me un piacere e un onore poter salutare a nome di tutta la Regione i 32 protagonisti dell'emigrazione regionale che oggi sono con noi per ricevere un dovuto riconoscimento, avendo onorato la terra d'origine con il proprio lavoro all'estero e aver così innalzato il valore del Friuli Venezia Giulia nel mondo. L'occasione è tanto più preziosa in quanto ci permette di confermare solennemente alcuni punti cardinali dell'azione della Regione, che guarda con particolare interesse ai corregionali all'estero di prima o successive generazioni, i quali hanno avuto la capacità di emergere nel paese che li ospita in un ampio ventaglio di settori, dalla cultura alla scienza, dall'economia alla politica. Questi nostri corregionali sono le eccellenze che con la loro esperienza, i buoni contatti con le istituzioni locali, la capacità organizzativa, possono essere considerati i nostri ambasciatori e favorire così i contatti della Regione con le istituzioni dei paesi e delle regioni estere, ai fini di una reciproca promozione economica e culturale. Ho già avuto modo di sottolineare che ai nostri corregionali va riconosciuto il ruolo di antenne all'estero e che i nostri emigranti possono e devono aiutare il Friuli Venezia Giulia a farsi conoscere e a recuperare la credibilità e gli spazi politici ed economici che merita. Il loro coinvolgimento e supporto può dunque essere di aiuto nel rafforzamento delle relazioni internazionali della Regione e quindi di promozione del sistema Friuli Venezia Giulia, come peraltro indicato nel documento di indirizzi generali in materia di attività internazionale della Regione, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2014.
Ma ci preme anche mantenere viva una pagina di storia delle nostre terre e il legame con i corregionali all'estero è fondamentale affinché non sia recisa la continuità della memoria, spesso fatta di successo e orgoglio, ma tante volte anche di dura necessità e silenziosa sofferenza. Ecco perché siamo consapevoli dell'importanza di coltivare uno stretto legame, anche tramite strumenti innovativi, con le nuove generazioni di coloro che sono emigrati. È questo il lavoro che la Regione ha intrapreso attraverso le 6 associazioni di rappresentanza delle migrazioni del Friuli Venezia Giulia per non disperdere l'identità delle comunità dei corregionali all'estero. Ricordare la lunga storia dell'emigrazione, delle andate e dei ritorni, degli strappi e delle ricongiunzioni, ritengo sia un modo per inchinarsi alla schiera dei figli di questa terra, da qui partiti alla ricerca di un destino migliore. Credo sia anche un modo per ricordare a noi stessi che la condizione di regione avanzata a livello europeo è un acquisto assai recente e che dobbiamo con tutte le forze continuamente riguadagnarci questo rango, oggi più che in altre occasioni messo a rischio dalla crisi globale dai suoi riflessi sul nostro territorio. Basti ricordare che fino a tutti gli anni '60 l'emigrazione è ancora percepita dalla società regionale come un grave e doloroso problema sociale, umano ed economico, come un fattore di impoverimento delle risorse umane e di alterazione della distribuzione della composizione demografica. Al momento dell'istituzione della Regione Friuli Venezia Giulia, esattamente 50 anni fa, il primo programma regionale di sviluppo economico e sociale include tra gli obiettivi la rimozione delle cause dell'emigrazione e la sua conseguente eliminazione. Tra le prime in Italia, la Regione Friuli Venezia Giulia assume iniziative legislative e un impegno nei confronti dei propri emigrati costantemente mantenuto anche in seguito. Nel 1969 si tiene la prima conferenza regionale dell'emigrazione, seguita dall'adozione di 2 leggi regionali nel 1970 e nel 1976. Il timore che il terremoto del 1976 provochi una ripresa dell'emigrazione dalle aree colpite risulta infondato ed anzi ben presto ci si rende conto che si è verificato un cambiamento che segna la fine del fenomeno storico dell'emigrazione. L'onda migratoria si è arrestata. La Regione prende tempestivo atto dei mutamenti ed adegua i propri strumenti di intervento. Nel 1979 è convocata la seconda conferenza regionale dell'emigrazione e nel 1980 la Regione promuove un'importante ricerca di prima mano sui rimpatriati del decennio precedente, basata sui dati delle 11.000 famiglie, circa 27.000 persone, alle quali è stata erogata l'indennità di prima sistemazione prevista dalla legge regionale del 1970, nonché su 1.500 ampie interviste effettuate su un campione di rimpatriati distribuito in tutta la Regione. Ne risulta un quadro che modifica notevolmente l'immagine tradizionale dell'emigrato e del contesto socio-economico in cui è inserito. Si tratta in prevalenza di persone in età attiva, in molti casi con un buon livello scolastico e professionale, il cui rimpatrio è stato generalmente programmato e che spesso trovano nell'area di origine un positivo ed adeguato inserimento lavorativo. Nel contempo l'indagine mette in luce una serie di aspetti problematici presentati dal reinserimento nel contesto regionale dei nuclei familiari emigrati, aspetti sociali, abitativi, legati alla scolarità dei figli, alle donne e ai pensionati. Sempre nel 1980 è approvata la riforma degli interventi regionali in materia di immigrazione, la legge regionale numero 51, che rappresenta una svolta importante ed un esempio seguito poi anche da altre regioni. Alla precedente impostazione assistenziale viene sostituita l'individuazione di 2 obiettivi molto precisi. Da una parte il sostegno sociale ed economico volto al reinserimento di coloro che rientrano in patria, dall'altra il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati all'estero, nei paesi di accoglimento. Lo strumento è rappresentato da un pacchetto di progetti specifici: casa, scuola, lavoro per i primi, iniziative informative, culturali, sostegno all'associazionismo per i secondi, da aggiornare ed adeguare continuamente attraverso una programmazione annuale. Questa legge, applicata per oltre 2 decenni, fino a tutto il 2002, si è rivelata lungimirante ed ha dato notevoli risultati. Nel 2002 è infine approvata la legge regionale numero 7, nuove norme in materia di corregionali all'estero e di rimpatriati, entrata in vigore il 1 gennaio 2003, che innova gli interventi regionali e nello stesso tempo conferma l'impegno in questo settore, ampliando in particolare la visione dei corregionali all'estero, che da semplici destinatari di interventi informativi e culturali divengono anche protagonisti della promozione della regione nei paesi in cui vivono. La nuova legge riconosce così l'avvenuta stabilizzazione delle comunità dei corregionali nei paesi di residenza
e si prefigge di valorizzare il ruolo di tramite che esse possono svolgere tra i loro paesi e la terra d'origine. Le dinamiche di flusso negli ultimi 13 anni si sono infatti ridotte quantitativamente. Permane un fenomeno di rientri legati all'emigrazione del passato, soggetto ad un andamento piuttosto costante, anche se a tratti influenzato da fattori esterni, quali situazioni di crisi economica nei paesi di destinazione. Questi rientri, volontari o forzati, non si sono mai esauriti e continuano tuttora al ritmo di alcune migliaia all'anno, alimentati dalle dimensioni delle comunità di corregionali in varie aree europee ed extraeuropee. Essi rappresentano una componente attiva del saldo complessivo della popolazione, del quale contribuiscono ad attenuare i valori negativi. Se generalmente appaiono ben assorbiti dalla società regionale, non si deve tuttavia incorrere nell'errore di considerare insignificante il problema del reinserimento dei rimpatriati, che presenta sempre una serie di risvolti sociali ed economici che necessitano di specifici interventi. Un esempio per tutti: i corsi di sostegno per i figli dei rimpatriati, unico strumento di intervento concreto verso il disagio scolastico di chi proviene dall'estero. Il flusso dei rimpatri appare dunque attualmente caratterizzato da una certa stabilità e rappresenta per la regione un fenomeno positivo dal punto di vista demografico. Tuttavia non si deve sottovalutare la possibilità che situazioni di crisi economica e sociale nei paesi esteri inducano nuovi flussi di rimpatri forzati, indotti cioè dalla perdita del posto di lavoro o da necessità economiche. Nel 2002, ad esempio, la grave crisi che ha colpito l'Argentina ha infatti prodotto in quel paese un improvviso incremento delle richieste di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti degli emigrati italiani. Si è così dimostrata la necessità che la Regione disponga in ogni momento di strumenti di intervento atti a fronteggiare, con la collaborazione dei comuni, anche possibili situazioni di emergenza. Per dare un valore aggiunto alle potenzialità rappresentate dai nostri corregionali all'estero è nato un progetto, a seguito dell'incontro promosso dal Ministero degli Esteri nel 2010 a Villa Manin, tra i protagonisti italiani nel mondo, finalizzato a costituire una rete di eccellenze con i nostri corregionali all'estero, alla cui guida vi è una cabina di regia. Questa cabina di regia è formata da 24 persone di età diverse, con differenti esperienze e residenti in paesi diversi fra loro. Il gruppo dei protagonisti ha promosso un flusso dinamico di collegamenti e scambi di informazione tra la Regione e altri paesi. Sarà importante dare un ruolo più preciso a questa positiva realtà, al fine di creare le condizioni per cui la scelta dei testimonial dell'amministrazione regionale sia percepita come strumento utile da tutti. Un cenno particolare va anche rivolto ai giovani corregionali, di prima e successive generazioni, i quali rappresentano la speranza e la continuità per mantenere vivi i legami con la terra d'origine. A questo proposito va sottolineato che il rapporto con la terra d'origine deve essere reciproco, osmotico, non certo unilaterale. In molti casi non possiamo più parlare di emigrati, ma di cittadini canadesi, australiani, statunitensi, di origine friulana o giuliana. Il loro interesse nei confronti della terra d'origine, per quanto solidamente nutrito, è sicuramente diverso e peculiare e di ciò va tenuto conto. L'attenzione oggi va rivolta anche ai nostri giovani, espressione della cosiddetta nuova mobilità. Si tratta di giovani, per lo più di livello culturale elevato, che cercano nuove opportunità di studio o di lavoro all'estero e verso i quali le associazioni potrebbero dare, ove necessario, un sostegno al fine di fargli superare le prime oggettive difficoltà di inserimento. Oltre al sostegno delle attività degli enti, associazioni ed istituzioni dei corregionali all'estero, con un intervento di 900.000 euro, la Giunta ha deliberato un pacchetto di 5 priorità di intervento, tra cui la realizzazione della 5ª conferenza dei giovani corregionali dell'Africa e della 4ª conferenza dei protagonisti corregionali nel mondo, del Sudafrica. Tra gli interventi, oltre a quelli di sostegno al reinserimento dei rimpatriati per il raggiungimento del minimo pensionistico, per la traslazione delle salme di corregionali deceduti all'estero, con intervento diretto l'amministrazione regionale ha finanziato la realizzazione della 14ª edizione del corso Origini 2014, ovvero viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale aperto ai giovani discendenti di corregionali all'estero, promosso dal consorzio MIB, School of Management di Trieste. Sempre con intervento diretto, la Regione sostiene la realizzazione della 5ª edizione del corso di perfezionamento Valori identitari e imprenditorialità,
a favore di giovani discendenti di corregionali all'estero, organizzato dal Dipartimento Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Udine, ed iniziative in Montenegro per promuovere le relazioni con le associazioni dei corregionali all'estero presenti nel sud-est Europa, con il coordinamento del servizio regionale corregionale all'estero e lingue minoritarie unitamente all'ERAPLE, l'ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati di Udine. Inoltre viene sostenuto un progetto del convitto Paolo Diacono di Cividale. L'intervento più corposo riguarda la realizzazione della quinta conferenza dei giovani corregionali dell'Africa e della quarta conferenza dei protagonisti corregionali nel mondo. Nell'ambito di quest'ultima si terrà la già citata cabina di regia in Sudafrica, con il coordinamento del servizio regionale e dell'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste. Pur a fronte di notevoli carenze di risorse, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha mai voluto far mancare i contributi per questo tipo di iniziative e anche nel prossimo futuro si impegnerà ad assicurarne la continuità. Sono occasioni importanti non solo per i nostri giovani, che oggi vivono in altri paesi e altre realtà, ma per la stessa Regione, che di emigrazione, come abbiamo visto, è a lungo vissuta e che oggi vuole mettere a frutto su nuove basi il rapporto con questi moderni ambasciatori nel mondo. Desidero infine, ancora una volta, ringraziare i corregionali all'estero che con il loro lavoro, l'etica e lo spirito di sacrificio hanno contribuito a diffondere un'immagine positiva dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia nel mondo, con l'augurio che la società italiana riesca ad avere finalmente chiara la percezione di quanto la notorietà e il prestigio del nostro Paese dipendano anche dalla presenza dei connazionali all'estero. La medaglia di benemerenza che sarà consegnata nel corso di questa seduta ai protagonisti dell'emigrazione è un simbolo, il simbolo di un legame che non si è spezzato e di un dialogo vivo e attuale che continua ad alimentarsi. Sono orgogliosa di poter aggiungere a una trama di relazioni umane il suggello dell'istituzione. Il grazie del Friuli Venezia Giulia. Bene, allora la cerimonia prosegue con la consegna della medaglia di benemerenza, consegna che verrà effettuata dal sottoscritto, dalla Presidente della Regione, dall'assessore Torrenti, assessore per i corregionali. Noi scenderemo, tra l'altro, su questo mosaico che vedete posizionato sul pavimento, che rappresenta una parte del mosaico dei pavimenti della basilica, una riproduzione dei mosaici della basilica di Aquileia, realizzato dagli studenti della scuola mosaicisti di Spilimbergo, un'altra eccellenza che sappiamo conosciuta nel mondo. Quindi procediamo in questo senso. Il segretario generale del Consiglio, dottor Viola, chiamerà ovviamente, oltre che i rappresentanti delle associazioni che hanno segnalato la nostra attenzione alle vostre personalità, verrete chiamati poi singolarmente. Bene, buongiorno anche da parte mia. Iniziamo con l'ente Friuli nel Mondo. Prego il Presidente dell'ente di affiancare i Presidenti e l'assessore nella premiazione. E iniziamo con un rigoroso ordine alfabetico, iniziando appunto da Bortolussi Ezio. Prego. Io leggerò un breve curriculum di ognuno
e la motivazione del premio. Nasce ad Arzene, posso dire l'anno? Nel 1933. Dopo le scuole elementari inizia il percorso lavorativo che lo vedrà emigrante in Svizzera a 18 anni. A 20 parte per il Canada, prima a Ottawa, poi a Calgary e dall'84 definitivamente a Vancouver. Da semplice manovale diventa operaio, poi caposquadra, fino a fondare piccole imprese dedite alla costruzione di edifici in cemento armato. Fonda la New Way Forming, con la quale si affermerà tra i più importanti costruttori del Nord America. Le sue imprese occupano 800 dipendenti con un fatturato che ha oltrepassato i 100 milioni di dollari. È stato nominato nel 2005 Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 2013 Presidente del Comites e cittadino dell'anno a Vancouver, nel British Columbia. È inoltre membro della Famille Furlane di Vancouver, Presidente onorario del Friends of Ferrari e socio in numerose associazioni filantropiche. La motivazione è la seguente. Per le capacità imprenditoriali da lui messe in campo per lo sviluppo di una delle più importanti imprese edili del Canada, un risultato, il suo, frutto di competenza, passione e sacrificio, espressioni vere di una friulanità ben radicata e vissuta anche attraverso il suo impegno nella Famille Furlane di Vancouver. Poi io credo che alla fine di ciascuna associazione faremo una foto di gruppo per ricordo. Sì, chiamiamo dopo. Casula Marco. Beh, qui non chiedo se posso dire l'età perché è molto giovane. Nasce a Palmanova nel 1964, dopo aver conseguito un master in Business Administration, emigra nell'86 in Russia a seguito della Danieli. Successivamente ha ricoperto posizioni dirigenziali presso sedi estere di aziende multinazionali in diversi paesi del mondo. Durante la permanenza in Cina dal 2005 al 2010 come direttore generale di multinazionale friulana ha fondato nel 2007 il primo Fogolar Furlan cinese a Shanghai. Nei 2 anni di presidenza del Fogolar ha organizzato innumerevoli manifestazioni ed eventi per promuovere l'immagine della regione Friuli Venezia Giulia presso la comunità italiana e cinese locale. Attualmente è amministratore delegato a Kaluga, Mosca, per conto della multinazionale italiana HTL Holding Group di Torino, operante nel settore automobilistico. La motivazione è la seguente. Per aver contribuito da pioniere a far conoscere la sua terra d'origine sia in Russia che in Cina, essere stato capace di imporsi in mercati complessi e affascinanti e avere saputo diventare un punto di riferimento per la giovane comunità dei suoi corregionali in Cina, nella veste di manager dinamico che incarna al meglio le caratteristiche peculiari dei friulani. Grazie. Collavino Mario. Nasce nel 1932 a Muris di Ragogna, da famiglia dedita all'agricoltura. Emigra nei primi anni 50 alla volta del Canada in cerca di fortuna. Si ritrova a Windsor, nell'Ontario. Per alcuni anni si dedica a varie attività come manovale e taglia legna nelle grandi foreste e nel 1956 crea con il fratello Valentino, detto Arrigo, una piccola impresa edile, la Collavino Brothers. La loro impresa cresce rapidamente passando alla produzione di prefabbricati e specializzandosi nel settore delle opere pubbliche, con scuole, ospedali, acquedotti e quindi grandi opere, ponti, bacini idraulici, dighe, aeroporti.
Estendono la loro attività dall'Ontario all'intera area del Canada orientale. Negli anni 70, con la Collavino International Contractors, approdano agli Stati Uniti, per poi spiccare il grande salto ad impegnare le loro imprese associate sullo scacchiere del mondo: Nigeria, Kenya, Egitto, Seychelles, Mauritius, Emirati Arabi, Sri Lanka. Mario si aggiudica nel 2007 dal governo degli Stati Uniti l'incarico prestigioso per la costruzione della Freedom Tower al Ground Zero di New York, sul sito dove sorgevano le torri gemelle del World Trade Center. Un'opera enorme e di grande significato simbolico, affidato alla Collavino Construction anche per la sua integrità morale. Non ha mai dimenticato il suo paese d'origine, al quale è rimasto fortemente legato, tanto da donare il monumento all'emigrante per celebrare l'immigrazione da Ragogna nel mondo. Ha ottenuto molti premi e riconoscimenti in Nord America. Nel 2010 ha ricevuto a Tarcento il premio Epifania e l'11 ottobre 2011 ha ricevuto dall'Università di Udine la laurea honoris causa in ingegneria civile. La motivazione è la seguente: per aver fatto diventare la sua impresa edile, creata dal nulla, grazie alla sua mente creativa e volitiva e alla sua tenacia, una delle prime al mondo nel suo settore, realizzando opere e strutture edili di straordinario prestigio in molti paesi, tra cui in primo luogo la Freedom Tower a New York. Cossettini Anita. Nasce ad Aviano. Master in Foreign Affairs ottenuto alla Memphis State University. Arriva nel Madagascar nel 1980 con la società Trans 7, con l'incarico per conto del governo italiano di controllare e verificare i beni importati dall'Italia per la ristrutturazione dei nuovi complessi universitari voluti dall'allora presidente Malgascio, ed installare un'unità di torrefazione, una segheria per marmi e graniti locali e l'apertura di cave di rifornimento. Da questa esperienza nasce il suo interesse per il settore marittimo e assieme alla Trans 7 crea la Trans 7 Maritime, società statale per il cabotaggio. Pochi anni dopo crea la Malgashi Shipping Company, società privata, e più tardi con il gruppo Bourbon la Mer Ostrol, che sarà seguito da Comato Maritime Service ed infine da Hippocampo Club. È coinvolta anche nel sociale. Ha creato Bon Saucis, una mensa per i portuali che garantisce cibo sano a modico prezzo. Ha aperto un fondo per i dipendenti più meritevoli affinché possano acquisire un'abitazione onorevole. Gestisce l'apostolato del mare per la tutela dei marinai e assieme a pochi amici ha creato l'Enfant de Tuléar, orfanatrofio per 80 bambini poveri ospitati fino all'età di 18 anni. Ha promosso assieme ai Salesiani Don Bosco la locale scuola alberghiera ed è la presidente di Asirso, associazione per la tutela del sud-ovest malgascio. Per 3 anni ha ricoperto anche la carica di agente consolare d'Italia fino alla chiusura dell'ambasciata d'Italia. La motivazione è la seguente: per aver saputo coniugare il successo della sua attività imprenditoriale nel settore dei trasporti marittimi e del turismo, con l'impegno sociale a favore specialmente della gente di mare e dell'infanzia abbandonata. Una persona dalla mente aperta al futuro, che pensa in grande e apre orizzonti e che, con tenacia tipicamente friulana, ha promosso iniziative di successo in un'area strategica della navigazione commerciale. D'Agosto Oreste. Nasce a Basaldella di Campoformido nel 1931. Dopo 3 anni di lavoro come idraulico
si arruola nell'esercito italiano rimanendovi per 5 anni, di cui gli ultimi 2 col grado di sergente. Lascia l'esercito per fare il rappresentante. Nel 1957 decide di emigrare in Francia per fare l'imbianchino. 3 anni di stenti ed umiliazioni. Per la sua tenacia, serietà e determinazione si fa valere sul lavoro. Diventa prima caposquadra, poi capocantiere e poi ancora responsabile dei lavori per l'est della Francia. Lavora anche in Lussemburgo, Belgio, Svizzera, Germania, Italia e in Portogallo durante la rivoluzione dei Garofani. Conclude la sua carriera lavorativa con 200 operai ai suoi ordini. Mantiene sempre solamente la cittadinanza italiana. Per questo, nel 1969, fonda Mulhouse, assieme ad altri 2 friulani, un Fogolar Furlan. Per 5 anni ricopre la carica di vicepresidente e poi dal 1974 ne diventa il presidente. Da oltre 50 anni è un punto di riferimento per tutte le problematiche del mondo dell'immigrazione. È l'ideatore della festa della polenta, che è ininterrottamente organizzata in Alsazia, a Mulhouse, da 45 anni, ed è un forte richiamo per i tanti friulani immigrati che vivono in Svizzera e Germania, oltre naturalmente che per quelli che risiedono in Francia. È stato vicepresidente provinciale della Croce Bianca e presidente di varie associazioni sportive. Nel 2008 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. La motivazione è la seguente: per il suo entusiastico impegno a favore dei suoi corregionali in Francia, protratto per 45 anni, ha tenuto sempre alta la bandiera dell'italianità e ha promosso e valorizzato il patrimonio culturale delle genti friulane, ponendosi con successo come trait d'union tra la sua terra d'origine e il paese da cui era stato adottato. Gandin Enzo. Nasce a Gonars nel 1928, emigrato in Venezuela il 5 novembre del 1951. Imprenditore di successo a Caracas nel ramo delle arti grafiche, premiato dal governo venezuelano con l'ordine al merito al lavoro in prima classe nel 1988. Nel 92 componente del direttivo della Camera di Commercio italo-venezuelana di Caracas, compito svolto ad honorem fino al 2010. Nel 1995 nominato presidente del Fogolar Furlan di Caracas, carica conservata fino ad aprile del 2010, in seguito nominato presidente emerito del Fogolar Furlan. Nel 1996 premiato con medaglia d'oro nella 43esima premiazione del lavoro della Camera di Commercio di Udine. Il 5 maggio 2004 viene nominato componente effettivo del Comitato regionale all'estero. Nel 2010 ha fondato in Friuli l'associazione Furlans dal Venezuela Bruno Ava. La motivazione è la seguente: per il suo costante e appassionato impegno, unito a grande umanità, da lui profuso nell'esercizio della sua professione e nel corso della sua carriera nelle istituzioni, al servizio dei suoi corregionali in Venezuela, quale imprenditore coraggioso e professionista di qualità elevate. Grazie. Grión Luis Emilio. Nasce a Colonia Caroja, nel dipartimento di Cordoba, nel 1967 da famiglia originaria di Capriva del Friuli, emigrata in Argentina nel 1878. Laureato in giurisprudenza, esercita dal 1992 la professione di avvocato. Nel 2011 è stato eletto sindaco di Colonia Caroja, città con più di 20.000 discendenti di origine friulana. Si è sempre distinto per l'impegno sociale e culturale a beneficio della comunità. Dal 1990 fa parte della commissione direttiva del Centro Friulano di Colonia Caroja, di cui è stato presidente dal 2002 al 2008.
Negli anni ha contribuito all'organizzazione di innumerevoli missioni istituzionali e politiche regionali, rivelandosi sempre un prezioso punto di riferimento per la regione Friuli-Venezia Giulia. La motivazione è la seguente: per aver contribuito alla conservazione, alla tutela e alla promozione delle tradizioni, della lingua e della cultura friulana in Argentina e per essere sempre stato attivo in campo sociale come uomo politico e professionista, diventando un esempio e una guida per la numerosa comunità friulana della provincia di Cordoba. Martinis Antonio. Nasce a San Paolo di Morsano al Tagliamento nel 1942, diplomato nel 1959 alla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, emigra per la prima volta in Australia nel 1967 lavorando come operaio. Risalgono al 67 gli inizi delle sue attività imprenditoriali, quale amministratore delegato di diverse compagnie operanti nel settore edile. Diventerà in seguito importatore di pietrami, graniti e mattonelle. Nel 1995 gli viene conferito il titolo di Cavaliere all'Ordine da Merito della Repubblica Italiana. Aderisce al Focolare Furlan di Melbourne nel 1968, diventandone presidente per 9 anni consecutivi fino al 94 e vicepresidente dal 2009 al 2011. A sue spese ha provveduto alla radicale sistemazione del campo di gioco della sede, Friuli Ground, sul quale le compagnie sportive del Focolare sono autorizzate a disputare le partite dei campionati professionisti. E ha disegnato e installato il mosaico decorativo dell'atrio della sede. Il Cavalier Martinis ha anche una forte connessione con l'Associazione Nazionale Alpini di Melbourne, per la quale si è distinto dotando la sede del Museo Alpino di Melbourne di alcuni mosaici decorativi del monumento eretto nei giardini della sede stessa. La motivazione è questa: per i grandi successi imprenditoriali da lui conseguiti, mai disgiunti dalla valorizzazione dell'eccellenza artistica della tradizione musiva friulana, e per l'appassionato servizio da lui prestato, rafforzato dallo spirito alpino, quale contributo alla prosperità della comunità dei friulani di Melbourne. Terminiamo l'elenco degli associati all'Ente Friuli nel mondo con Scarpin Dionisio Fernando. Nasce ad Avellaneda, nella provincia di Santa Fe, nel 1972 da famiglia originaria di Visco. Dopo la laurea in economia e il conseguimento del master in sviluppo locale e pubblica amministrazione, seguendo le orme del padre, si dedica sin da giovane all'attività politica. Nel 2011 viene eletto sindaco di Avellaneda de Santa Fe.
È stato attore protagonista nella firma del gemellaggio con la provincia di Gorizia e ha innovato il rapporto con la Regione attraverso progetti in grado di rafforzare, oltre che i legami culturali, anche quelli economici, consapevole che solo con la reciprocità potranno mantenersi vive le radici territoriali fra le giovani generazioni dei friulani in Argentina. Nella linea tracciata dalla sua famiglia ha partecipato sempre attivamente alle attività svolte dal Centro Friulano di Avellaneda, collaborando nell'organizzazione del Festival nazionali e internazionali di musica e danze friulane. La motivazione è la seguente: per aver perseguito con tenacia, da quel politico innovatore che è, l'idea di rafforzare i rapporti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la formazione dei giovani nella terra dei padri e promuovendo un nuovo modello di relazioni basato sulla collaborazione attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo. Ecco, direi adesso di fare una foto di gruppo di tutti i premiati? Sì. Vuol dire Presidente? No, Presidente Pittaro vuol dire. Velocemente un saluto a tutti i premiati, ma soprattutto la nostra riconoscenza alla Regione, che in occasione dei 50 anni della Regione ha voluto premiare questi personaggi che hanno fatto carriera nel mondo, che hanno aiutato il Friuli anche economicamente. È stato molto difficile fare la scelta perché ne abbiamo talmente tanti, e parlo a nome un po' di tutte le associazioni, che tirarne fuori pochi vuol dire escludere degli altri, ma non sono esclusi, a loro va tutta la nostra riconoscenza. Io è la seconda volta che entro in questa sala, sono entrato la prima volta quando è stata inaugurata, era il mitico Paolo Solimbergo seduto al tuo posto là sopra. Sono ritornato volentieri perché con le autorità regionali noi in Friuli dobbiamo collaborare per il bene della Regione, come collaborano, Presidente Serracchiani, tutti questi personaggi che sono qui oggi e i moltissimi che non possono essere qui oggi. Come vedete abbiamo una Presidente giovane, pimpante, che però ha un carattere molto forte e noi confidiamo che questa Regione progredisca, che lei abbia successo, perché se ha successo lei abbiamo successo anche noi. Devo però raccontarvi velocemente un episodio. L'altro giorno, forse gliel'ha detto il Presidente Jacob, ero in aeroporto, vedo una ragazzina che mi saluta, dico ma chi è quella lì? Figlia di chi? Eppure la conosco. Mi sono accorto che era la Presidente Serracchiani quando a Roma è entrata sulla macchina della Regione. E allora ho detto, Piero, sei sclerotico, è ora che tu vada a casa. Grazie Presidente Serracchiani, grazie Presidente Jacob, grazie Assessore.
e ricordiamoci di quale potenza noi abbiamo per il mondo. È il momento dell'Associazione Giuliani nel mondo. Prego il Presidente di affiancare Presidenti e Assessore. Iniziamo con Lidia Bastianic. Nasce a Pola nel 1956, la sua famiglia si trasferisce in maniera rocambolesca a Trieste. Nel 1958 si trasferiscono negli Stati Uniti. Nel 66 Lidia si sposa con Felice Bastianic, da quale ha avuto 2 figli, Joseph, detto Joe, e Tania. Lidia si specializza in cucina italiana e italo-americana ed ottiene un grandissimo successo nel campo del food, grazie ai ristoranti che gestisce in società con i figli che sono sparsi in tutta l'America. Infatti Lidia è lo chef e proprietario di 4 rinomati ristoranti di New York City. Felidia, il tempio del cibo della 57esima strada di Manhattan, dal quale guida il suo impero della ristorazione, becco, esca e del posto, così come di Lidia's Pittsburgh e Lidia's Kansas City. È anche fondatore e presidente della Tavola Productions, una società di intrattenimento che produce produzioni broadcast di alta qualità insieme al figlio Joe. Lidia ha anche una linea di paste e salse naturali chiamati Lidia's e ha appena lanciato una linea esclusiva di pasti a casa in stile ready-made con Whole Foods Market nel nord-est. Lidia conduce programmi televisivi di cucina fin dal 1998. Ha scritto libri per bambini e recentemente ha ottenuto insieme al figlio Joe il premio Lavazza per il loro impegno nella diffusione della cultura e della cucina italiana nel mondo. La motivazione è la seguente: per non aver mai dimenticato le sue origini giuliane ed essersi distinta fino a raggiungere l'eccellenza nella sua attività imprenditoriale nel settore della ristorazione a New York e altrove negli Stati Uniti e nel suo impegno per la diffusione della cucina italiana nel mondo, dando così lustro alla sua comunità d'origine, alla comunità regionale e all'Italia tutta. Conrad Heisenbichler. Nasce nel 1949 a Lussinpiccolo da una famiglia di lingua e cultura italiana. Il padre, cittadino austriaco, seguì le scuole italiane a Lussinpiccolo e sposò Giovanna Martinolic, o Martinolic, come si dice, professore? Martinolic, italiana, figlia di una grande famiglia di capitani lussignani. L'esodo della sua famiglia, avvenuta nell'ottobre del 1950, li portò prima in Austria, dove suo padre fu obbligato a rimpatriare in quanto cittadino austriaco, e poi nell'ottobre 1952 a Ruta di Camogli, in provincia di Genova. Conrad fece le elementari in Italia. Gli episodi della guerra fredda, e in particolare l'invasione dell'Ungheria, determinarono in suo padre la decisione di emigrare in Canada nel 1960. Conrad fece le scuole superiori e l'università a Hamilton e a Toronto, conseguente 3 lauree universitarie, e divenendo professore ordinario di italiano e di studi rinascimentali, con particolare attenzione al Rinascimento italiano presso l'Università di Toronto. Nell'ambito accademico e universitario ha pubblicato una ventina di libri tra studi monografici, traduzioni, collezioni ed edizioni. Più di 60 articoli in riviste accademiche e in varie collezioni di saggi, più di 100 recensioni. È direttore generale di una collana di libri che ha raggiunto adesso più di 30 titoli. Diversi dei suoi libri hanno vinto importanti premi, tra i quali il premio Flaiano nel 2013, l'Outstanding Academic Title nel 2014 e il Marraro Prize nel 1999. È stato presidente di varie associazioni accademiche canadesi e americane.
Per il suo contributo allo studio della cultura, lingua e letteratura italiana è stato insignito dal Presidente della Repubblica Napolitano del titolo di Commendatore nel 2010 e più recentemente del titolo di Cavaliere di San Marco dall'omonima associazione nel 2014. Nell'ambito della comunità giuliano-dalmata, emigrata in Canada, è dal 1991 direttore di El Bulletin, il giornalino trimestrale dei giuliano-dalmati di Toronto, fondato nel 1972. Dal 1991 al 2004 ha fatto parte del Comitato regionale dell'emigrazione della regione Friuli-Venezia Giulia. Inoltre ha ricoperto per molti anni l'incarico di presidente del Circolo Giuliano di Toronto e di presidente della Federazione dei Circoli Giuliani del Canada. La motivazione è la seguente. Per aver mantenuto un forte legame con la cultura italiana e le sue radici istro-venete, per aver dato lustro alla comunità dei giuliano-dalmati immigrati in Canada e di riflesso alla comunità regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la sua docenza di italiano e di studi rinascimentali presso l'Università di Toronto, e infine per aver dato un apporto prezioso al consolidamento dei rapporti fra gli immigrati giuliani e la nostra regione, nella veste via via di Presidente del Circolo Giuliano di Toronto, di Presidente della Federazione dei Circoli Giuliani del Canada e di membro del Comitato regionale per l'immigrazione della regione Friuli-Venezia Giulia. Ferranda Claudio. Nasce a Fiume nel 1939 da genitori di lingua e cultura italiana e risiede a San Paolo in Brasile. Si laurea in ingegneria chimica e in economia e commercio. È imprenditore, le sue aziende producono farine per il filtraggio per l'industria alimentare, farmaceutica, chimica e petrolchimica e per le pitture. Prodotti per criogenia, isolanti per alte temperature, isolanti acustici, prodotti per l'orticoltura e l'agricoltura e prodotti idroponici. È rappresentante per l'America Latina di alcune aziende italiane e spagnole. Da molti anni è presidente del Circolo Giuliano di San Paolo. Le motivazioni sono le seguenti: per aver dato lustro alla comunità dei Giuliani a San Paolo in Brasile, dando prova di possedere capacità imprenditoriali di grado elevato nel settore petrolchimico e farmaceutico, nonché per aver dato un apporto prezioso al mantenimento delle radici italiane dei suoi corregionali a San Paolo e al consolidamento dei rapporti di questi ultimi con la comunità regionale del Friuli-Venezia Giulia, nella veste di presidente del Circolo Giuliano di San Paolo. Nicolò Giuricic. Di origini lussignane, nasce nel 1962 e risiede a Johannesburg. Laureato in direzione della tecnologia edile nel 1995, presta il servizio militare nell'aeronautica sudafricana. Nel 1998 è presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo di Johannesburg, di cui è socio fondatore nel 1997, e vicepresidente dell'ente Casa Anziani di Johannesburg. Imprenditore, gestisce la Juricic Brothers Construction, una delle più grandi imprese edili di proprietà privata in Sudafrica. L'impresa, fondata nel 1940 da Nicolò Giuricic, ha 70 anni di attività e 350 dipendenti. La sede principale è a Johannesburg, con sedi distaccate a Città del Capo e a Durban. Tra i clienti principali McDonald's, Mercedes-Benz, BMW, Toyota e Procter & Gamble. Le motivazioni sono le seguenti: per essersi distinto nella sua attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia industriale in Sudafrica, dando così lustro alla comunità dei Giuliani di Johannesburg e più in generale alla comunità dei suoi corregionali, nonché per aver saputo coniugare il lavoro e l'impegno sociale in qualità di presidente del Circolo Giuliano di Johannesburg e di componente di organi istituzionali di enti pubblici e privati.
Ruggero Melan. Nasce a Trieste nel 1929, nel 1948 si diploma al Liceo Scientifico di Gorizia, nel 1949 diventa amministratore unico dell'impresa Costruzioni Edifico a Trieste, nel 1957 è presidente della libera lista goliardica che vince le elezioni all'Università di Trieste portando avanti l'idea dell'Europa. Nel 1958 diventa presidente del Centro Relazioni Universitarie con l'Estero e cura scambi di studenti triestini a Bruxelles e in Germania. Nel 1959 viene nominato segretario generale del Movimento Europeo per le Università Italiane. Sempre nel 1959 si laurea in economia all'Università di Trieste con una tesi dal titolo Influenza della comunità economica del carbone e dell'acciaio sull'industria siderurgica italiana. Nel 1961 vince il concorso della Comunità Economica Europea e viene nominato assistente del direttore Luzzato Fegiz nella direzione esteri, dove svolge lavori di coordinamento sui prodotti di base. Nel 1963 viene nominato amministratore principale nella direzione concorrenza per il controllo CECA per il settore acciaio. Nell'80 fonda il Circolo di Bruxelles dell'Associazione Giuliani nel Mondo, di cui è rimasto presidente per 30 anni e di cui dal 2011 è presidente onorario. Nell'84 riceve la medaglia d'argento del Granducato di Lussemburgo per meriti europei. Nel 90 inizia a dipingere come pittore di arte astratta. Espone a Trieste in occasione dell'apertura della Sala Mostra del Palazzo Comunale nel 94, in Italia, in Belgio e in Francia. La motivazione è la seguente: per aver dato lustro alla comunità dei Giuliani in Belgio e di riflesso alla comunità regionale del Friuli Venezia Giulia con la sua ultradecennale attività di dirigente nelle istituzioni europee e per aver fornito un importante contributo alla promozione delle tradizioni e della cultura dei Giuliani in Belgio, al rafforzamento dei rapporti tra la sua terra d'origine e il suo paese di adozione, nella qualità di fondatore e per 30 anni di presidente del Circolo Giuliano di Bruxelles. Terminiamo i Giuliani nel mondo con Dario Nelli. Nasce a Trieste e vive a Melbourne. Dal 73 all'84 una serie di esperienze professionali presso la Philips a Melbourne in Australia, poi presso Arte Carta a Trieste e poi di nuovo a Melbourne presso la Craig & Seeley, la Ford Motor Company e la Hospital Benefits Association. Dall'84 ad oggi si dedica al giornalismo e lavora presso il Globo a Melbourne. Inizia come cronista sportivo, poi diventa responsabile della sezione cronache statali e commentatore politico sulla rete radiofonica nazionale SBS. Dall'89 al 2006 è vice direttore del Globo. Dall'aprile 2006 è direttore del Globo. Dal novembre 2006 è direttore del gruppo editoriale Il Globo La Fiamma. Dal 1994 collabora regolarmente con commenti sulla politica italiana e australiana, con l'emittente radiofonica nazionale Rete Italia ed occasionalmente con l'ANSA e RAI International. Il 2 aprile 2009 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Napolitano l'onorificenza di commendatore. La motivazione è la seguente: per aver svolto per molti anni e da ultimo come direttore del principale organo della stampa italiana in Australia del gruppo editoriale Il Globo, un'attività giornalistica di grande utilità per gli italiani in Australia, con particolare riguardo ai giuliani, fornendo quotidianamente un'informazione accurata e altamente professionale sugli avvenimenti dell'Australia e dell'Italia e conservando immutati sentimenti di forte attaccamento alla sua terra. Ecco, ora facciamo la foto di gruppo dei Giuliani nel mondo.
Bene. Iniziamo con le fasce. Prego il Presidente. Bernardon, prego. E iniziamo con Lorenzo Luigi Colussi. Nasce nel 1938 a Città del Capo in Sudafrica da genitori provenienti da Casarsa, della Delizia, emigrati in Sudafrica nel 1931. Si diploma in geometra con dissertazione presso l'Università e successivamente una dissertazione presso l'Università di Cape Town. Riceve il premio John Bell per il miglior studente dell'anno nel 1960, anno appunto in cui ha conseguito il diploma di geometra. È conferenziere in economia di proprietà e costruzione e analisi di sostenibilità finanziarie presso l'Università di Città del Capo. Tra le conoscenze specialistiche annoveriamo quelle concernenti la valutazione dei materiali e manodopera per le costruzioni, l'economia della costruzione, della proprietà, criteri di progettazione finanziaria, analisi di sostenibilità finanziaria e monitoraggio dei contratti di costruzione, e ha agito come consulente tecnico in varie cause legali. Numerose sono state e sono le sue appartenenze professionistiche. Per quanto concerne la partecipazione alla comunità friulana e italiana, iniziamo con il ruolo di capitano della squadra italiana di calcio, non adesso però, qualche mese fa, per diversi anni. Membro di vari comitati che hanno favorito i raduni della comunità italiana e l'eventuale formazione del club italiano di Cape Town. Ha ospitato in varie occasioni le fasce e altri rappresentanti dal Friuli, favorendo quindi l'organizzazione di eventi, e ha frequentato vari eventi organizzati dalle fasce, compresi i leader delle delegazioni di studenti sudafricani in Friuli nel 2009 e nel 2011. Attualmente è presidente delle fasce a Città del Capo. La motivazione è la seguente: per aver fondato associazioni, ospitato delegazioni e promosso scambi culturali fra i giovani di madrelingua friulana e giovani sudafricani, favorendo così il mantenimento da parte dei suoi corregionali in Sudafrica di stretti legami con l'Italia, con particolare riferimento alla nostra regione. Nerina Mogentale Profizzi. Nasce a Pravisdomini da Giuseppe Mogentale e Marcella Pitton. Emigra fin da piccola in Francia, dove i suoi genitori si erano stabiliti. A Marsiglia completa gli studi e si laurea farmacista e medico biologo alla Facoltà di Medicina e Farmacia, ricoprendo poi i ruoli di professoressa universitaria e assistente degli ospedali di Marsiglia, capo del servizio di laboratorio di biologia medica del centro ospedaliero Toulon-la-Seine e professore di ematologia all'Università di Tolone. Prima donna nel Dipartimento VAR ad essere capo di servizio, ha creato nel 1973 un laboratorio di biologia medica e nel 1993 il primo laboratorio di virologia e di alta sicurezza del Dipartimento. Quest'ultimo è il solo in Francia negli ospedali generali. Ha inoltre istituito un laboratorio di biologia molecolare competente nello studio del DNA. Questi laboratori sono stati e sono tuttora, grazie al suo contributo, centri di ricerca di riferimento per tutti gli ospedali di Francia per lo studio del HIV, delle epatiti C e B e di molti altri virus.
autrice di libri, di molte pubblicazioni scientifiche e di numerosi interventi e congressi internazionali. Ha altresì realizzato una ricerca sul DNA delle popolazioni del Veneto e del Friuli. Questo importante studio è stato pubblicato nel 2001 in un giornale scientifico specialistico internazionale, Annals of Human Genetics, citato in più di 500 pubblicazioni, e ancora oggi studio di riferimento per la genetica delle popolazioni. Rilevanti studi, ricerche, pubblicazioni le hanno fruttato grandi riconoscimenti, come il primo Gran Premio dell'Economia della Salute francese nel 91 e la medaglia d'oro dell'ospedale di Tolone nell'89 e nel 2003. Nel 2002 è stata insignita dal ministro dell'Educazione nazionale francese del grado di Cavaliere dell'Ordine Nazionale delle Palme Accademiche, ordine istituito nel 1808 da Napoleone per onorare i membri meritevoli dell'università. Nel 2006 è stata nominata commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà italiana. È iscritta all'Associazione Nazionale Insigniti della provincia di Pordenone. È stata presidente della Società Dante Alighieri di Tolone e il 28 ottobre 2007 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Pravisdomini. Aggiungo io, come minimo. La motivazione è la seguente. Per la sua ricerca sul DNA delle popolazioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, che oggi rappresenta uno studio di riferimento a livello mondiale nel campo della genetica delle popolazioni, che le valsa numerosi e grandi riconoscimenti internazionali, e per la sua attività professionale nel campo della medicina e della biologia svolta in Francia. Morassut Valentino. Nasce a Fairfield, in Australia, nel 1961 da una famiglia originaria di Sesto al Reghena e risiede a Abbotsbury, sempre in Australia. L'anno di emigrazione del papà è del 1952. È membro dell'Istituto degli Ingegneri australiano e ha numerosissime esperienze lavorative in Italia e all'estero in altrettanto numerosissime società che io non elenco singolarmente perché è un elenco molto lungo, dico solo che queste società le troviamo responsabili sia del mercato asiatico sia del mercato indiano. Quindi ha una esperienza che nasce nel 1980 appunto in queste numerose società come responsabile delle aree asiatiche e dell'area indiana. La motivazione è la seguente: per aver conservato amorevolmente la memoria delle sue origini friulane e per aver colto tutte le occasioni propizie per far conoscere all'estero la cultura e i valori delle genti friulane grazie alle sue numerose e qualificanti esperienze lavorative. Don Vitaliano Papais.
Nasce a Ramuscello di Sesto a Reghena nel 1939 e rimane orfano del papà Giovanni, alpino della divisione Iulia, all'età di 3 mesi. Dopo aver frequentato il seminario vescovile di Pordenone, guadagnandosi ogni anno una borsa di studio, viene ordinato sacerdote nel 1964, quindi 50 anni quest'anno di sacerdozio. E da subito ha operato nella diocesi di Concordia Pordenone in varie parrocchie, tra cui Valvasone. Il 13 dicembre 79 giunge a Toronto per assistere e servire la comunità italiana della diocesi di Toronto. La fondazione Migrantes della Chiesa Cattolica, per diversi anni diretta dal friulano Monsignor Luigi Petris, ha sempre provveduto e provvede tuttora, anche se con un numero inferiore, ad inviare sacerdoti italiani nei luoghi di emigrazione. Don Vitaliano è stato uno dei sacerdoti che ha accolto questo invito, impegnandosi con dedizione ad assistere i fedeli di lingua italiana della metropoli di Toronto. Naturalmente in questa veste ha avuto modo di dare una particolare attenzione ai corregionali, in particolare a quelli del Pordenonese, ricoprendo anche l'incarico di assistente delle fasce, ente friulano di assistenza sociale e culturale, punto di riferimento dei pordenonesi nel mondo, che festeggia quest'anno un secolo di vita, fortemente sviluppatosi durante l'episcopato del friulano Monsignor Abramo Freschi. Ha fatto parte di organismi regionali e nazionali che si occupano di immigrazione, fornendo utili indicazioni derivanti dalla sua non comune esperienza nel settore dell'immigrazione. Tra le tante sue iniziative in terra canadese vanno ricordate la MICA, la MICBA, la Federazione dei Circoli Anziani e Pensionati Italo-Canadesi di Toronto, l'Unione Cristiana degli Enti per gli Immigranti di Toronto e quella di Cappellano degli Alpini. Nel 2007 il Presidente della Repubblica Italiana Napolitano lo ha insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana per, si legge testualmente, la sua instancabile ed ammirevole attività a favore della comunità italiana in Canada e per i meriti di conseguenza acquisiti nei confronti dello Stato italiano. Nello stesso anno ha anche ricevuto l'ambito riconoscimento del Mérite Furlan al Castello di Rive d'Arcano. La motivazione è la seguente: per essersi distinto per il suo ultratrentennale impegno a favore dei suoi corregionali in Canada nel corso del suo sacerdozio nella diocesi di Toronto, svolto con forte impegno ed appassionata dedizione. Inoltre, come abbiamo già detto, il 2014 segna per lui il 50° anniversario della sua consacrazione sacerdotale. Volevo aggiungere che io lavoro per un'azienda di cui anche voi siete membri. Francesco è là, no? Ma Francesco ci dà una mano, no? E quindi anche voi spero che siate membri di questa azienda. Papa Francesco è il nostro capo. E poi voglio aggiungere una cosettina. In barba alla nostra Lidia, che io vedo spesso nella rubrica di Toronto, il mio Musete Brovade è il migliore del Canada. Daniele e Gino, diglielo! Ma guarda tu, vedi? Grazie. Vezzato Vincenzino Ugo e ritira il riconoscimento il signor Boer Andres. Nasce a Chions il 16 gennaio 1949. Il 2 aprile dello stesso anno, quindi pochi mesi, con la madre raggiunge il padre emigrato in Argentina. Con il padre Giuseppe e il fratello Victor conduce un'impresa di costruzioni stradali. Da 20 anni segue gli immigranti friulani in Argentina e collabora con le istituzioni e le associazioni di volontariato italiane in Argentina, soprattutto per aiutare le persone in difficoltà.
Nell'88, nel complesso edilizio della sede dell'azienda familiare, realizza gli spazi utili per accogliere il segretariato e fasce di Quilmes e 2 mini alloggi messi a disposizione delle fasce per le necessità istituzionali. Molte sono le persone e gli enti che hanno beneficiato del suo aiuto. Il suo impegno e la sua generosità non sono mai mancati e per questo è molto ben voluto e stimato dai corregionali in Argentina e dalle istituzioni locali. Dal 2006 ricopre la carica di vice console onorario di Quilmes. Per il suo impegno ha avuto 2 significative onorificenze, Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana e quella pontificia di Cavaliere di San Silvestro Papa. Da circa 15 anni ricopre l'incarico di coordinatore delle fasce per l'America Latina. La motivazione è la seguente: per aver considerato i suoi corregionali emigrati in Argentina sempre al centro del suo impegno sociale nei numerosi enti in cui era socio e per l'abnegazione con cui attualmente svolge i suoi compiti di vice console onorario a Quilmes, mostrandosi sempre disponibile ad aiutare chiunque sia in difficoltà con encomiabile spirito altruistico. Ecco, chiamerei anche per una foto di gruppo e lascio il microfono al Presidente. Vieni, vai alla ricerca in arena. Dai, assumo che qualcosa... Complimenti anch'io perché da sopra. Sì. Cosa aggiungere? Oggi è una bellissima giornata per i corregionali all'estero, per quelli che sono qui premiati, per quelli che sono sopra e idealmente per tutti quelli che noi qui oggi pensiamo di rappresentare. Io a nome delle fasce di tutti i corregionali penso di potermi fare interprete per ringraziare le parole del Presidente Jacob e della Presidente Serracchiani, che sono state molto eloquenti su quello che pensa la Regione degli emigranti. Sono parole e qualche volta le parole sono come il vento. In realtà per la Regione Friuli Venezia Giulia le parole che abbiamo sentito oggi non sono solo parole. Io proprio una settimana fa qui, in questa sede, con la presenza di 2 vicepresidenti, spiegavo ai nostri giovani, abbiamo un soggiorno di 41 giovani corregionali che vengono da 9 paesi del mondo, spiegavo a loro che qui da queste sale sono uscite leggi a favore dei corregionali all'estero. Sono state accennate prima, ne riprendo una perché secondo me è importantissima, dimostra come la Regione ha sempre avuto un occhio di riguardo per i corregionali all'estero. E dopo gli eventi del terremoto del 1976, le 2 leggi regionali, per chi ha qualche cappello bianco in testa se le ricorda, la legge 30 e la legge 63 del 76 e 67, quella del 63, equiparava gli emigranti iscritti all'AIRE e non solo, bastava che dimostrassero che rientrava periodicamente, ai cittadini residenti in Friuli e quindi potevano avere accesso ai benefici per la ricostruzione del Friuli, perché aveva riconosciuto allora gli amministratori il ruolo degli emigranti nella salvaguardia del tessuto edilizio abitativo del Friuli. Quindi io a nome di tutti rinnovo un grazie alla Regione per tutto quello che ha già fatto e per quello che sono sicuro che farà per noi e attraverso di noi a tutti voi. Grazie a tutti. È il momento dell'Unione Migranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia, Slovenci po svetu. Prego, Presidente. Eccoci. Iniziamo con Nathan Karlic.
Nasce a Liegi nel 1988, nipote di un ex minatore originario di San Pietro Natisone, e risiede attualmente sempre a Liegi. Vicepresidente del Circolo di Liegi dell'Unione Migranti Sloveni nel 2007, presidente dal 2009, ricercatore presso l'Università di Liegi nel campo della papirologia e paleografia. Ha svolto i suoi studi in Belgio, con lunghi periodi presso diverse università ed istituti in Italia, Università del Salento, Accademia Belgica di Roma, Università di Roma, Pontificio Ateneo Salesiano di Roma, Istituto Patristico Augustiniano, nonché ricerche e attività didattiche in Belgio e in altri paesi europei. Ricordiamo tra questi in particolare Parigi, Vienna e Barcellona. La motivazione è la seguente: per aver saputo affermarsi in giovane età nel campo della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla papirologia e alla paleografia, e per aver maturato, attraverso i suoi studi e ricerche, una profonda conoscenza delle radici storiche e culturali dell'Europa. Cengiz Pio. Nasce a Platiskis di Taipana nel 1939 e risiede nel Canton Ticino. Dopo il diploma di tipografo linotipista, presta servizio militare nella Brigata Giulia, presso in particolare Genio Alpini. Inizia a lavorare presso le arti grafiche di Udine. Nel 1962, su richiesta del quotidiano Corriere del Ticino, si trasferisce in Svizzera e per 40 anni lavora allo stesso quotidiano come linotipista, fotocompositore e correttore di bozze. Dal 1977 è presidente del Circolo del Ticino dell'Unione Migranti Sloveni e dall'88 anche della Federazione Europea dell'Unione. È stato promotore di molte iniziative di carattere umanitario, a cominciare dalla raccolta di fondi per il Friuli colpito dal terremoto. Molto legato al paese d'origine, ha fatto restaurare la Via Crucis in lingua slovena della chiesa di Platiskis e ha anche creato la locale Proloco, stimolando i giovani ad una fattiva partecipazione alla vita sociale e culturale del paese. Durante e dopo la guerra in Bosnia ha collaborato alla fondazione dell'associazione Suada Dilberovic, attraverso la quale donne bosniache hanno potuto presentare i loro prodotti artigianali alla fiera Primexpo di Lugano, con l'associazione Aiuto Svizzero alla pace in Bosnia. Ha collaborato alla spedizione di camion di aiuti e medicinali per svariate migliaia di euro. Ed in questo si è avvalso della collaborazione della scorta dei carabinieri di stanza a Sarajevo. Attualmente è impegnato anche con l'associazione Amigos de los Niños che opera in Honduras. La motivazione è la seguente: per essersi reso protagonista di numerose iniziative miranti alla conservazione e alla valorizzazione dell'identità culturale dei suoi corregionali di lingua slovena, e promotore di numerose iniziative umanitarie nei suoi 50 anni circa di residenza in Svizzera, nonché per aver dato un consistente contributo alla rinascita del suo paese d'origine dopo il terremoto ed essere stato parte attiva in molte iniziative culturali e sociali nella terra da cui aveva dovuto emigrare. Bene. Walter Cernoia. Nasce
a Cividale del Friuli nel 1950 e risiede a Londra. Si laurea con lode in economia aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Inizia la carriera professionale presso il Credito Italiano di Trieste e subito si trasferisce a Milano e poi a Londra in qualità di analista finanziario e successivamente responsabile Corporate e Trade Finance. Dall'82 al 2000 lavora presso la Banca Europea degli Investimenti quale direttore del Dipartimento per l'Europa centrale e orientale dei Balcani, nonché membro supplente del board della BERS, capo della divisione prestiti per la Polonia, Ungheria, Paesi Baltici ed ex Jugoslavia, capo della divisione prestiti per la Spagna, responsabile prestiti per l'Africa orientale e Oceano Indiano. Fondo europeo per gli investimenti, Chief Executive con statuto di direttore generale della Banca Europea degli Investimenti. Dal 2002 al 2005 amministratore delegato della San Paolo IMI Internazionale, nonché membro del comitato di direzione del gruppo San Paolo IMI, presidente del Consiglio di supervisione di Inter Europa Bank di Budapest e membro del Consiglio di amministrazione della San Paolo Bank del Lussemburgo. 2004-2005 è responsabile per gli affari europei della San Paolo IMI a Bruxelles, dal 2005 al 2010 è consigliere speciale del Presidente della Banca Europea per gli Investimenti a Lussemburgo e membro supplente del board della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Dal 2010 è direttore onorario della Banca Europea per gli Investimenti. Nel 1998, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli viene conferito il titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. La motivazione è la seguente: per aver dato prova nella sua lunga carriera ai vertici di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali di possedere grandi capacità manageriali umane, non disgiunte da sensibilità e riservatezza, che ne hanno fatto l'emblema delle qualità dei suoi coregionali e gli sono valsi i più alti riconoscimenti e larghissima stima. César Luis de Luca Zabrieszak. Nasce a Buenos Aires nel 1965, nipote di immigrati originari di Savogna e risiede a Olvos, presso Buenos Aires. Laureato in disegno industriale presso l'Università di Buenos Aires, si appassiona di fotografia e inizia subito a viaggiare come fotografo freelance. I suoi reportage dalla guerra dei Balcani, dal Medio Oriente, dalle valli slovene del Friuli vengono subito pubblicati sui vari giornali e riviste sia in Argentina che all'estero. Nel 2001 si trasferisce negli Stati Uniti, dove a New York lavora per l'agenzia SIPA ed è stato il primo reporter sudamericano a testimoniare gli attentati alle Torri Gemelle. Nel 2003 è assunto dall'agenzia spagnola EFE in qualità di fotografo e capo editore per Sud America e in quella veste ha coperto i più importanti avvenimenti mondiali. Nel 2012 vince il premio Emily Puccan per la miglior foto del rally Parigi-Dakar e diventa fotografo ufficiale dell'Istituto Geografico Nazionale Argentino nella spedizione Aconcagua, sulla cui vetta si reca per una misurazione più accurata della sua altezza. In Italia oggi collabora con diverse testate ed agenzie nazionali ed internazionali. La motivazione è la seguente: per aver saputo cogliere, con le sue istantanee, i drammi e la bellezza del mondo, diventando uno dei più apprezzati fotoreporter del Sud America e ricevendo numerosi riconoscimenti. Il suo viaggiare per il mondo non gli ha fatto dimenticare la sua terra d'origine, che egli ha fatto conoscere all'estero, firmando reportage pubblicati in riviste specializzate. E ora la foto di gruppo.
Papi? C'è un Papi che chiama qui, ecco. Passiamo ora all'ALEF, Associazione Lavoratori Immigrati del Friuli Venezia Giulia. Prego il responsabile dell'associazione, eccoci, venga, di accompagnarci. Iniziamo con l'onorevole Mario Aleandro Borghese. Nasce nel 1981 e abita a Cordoba, in Argentina, nipote di un emigrato da Montereale Valcellina. A soli 32 anni viene eletto deputato nella circoscrizione America Latina nelle ultime elezioni. A Cordoba si laurea come medico all'Università Nazionale della sua città ed è stato sempre un grande collaboratore dell'ALEF, da Circolo di Cordoba, dove ha organizzato corsi di lingua italiana, stage, corsi di formazione e accordi con le università di Udine e di Cordoba. Si è impegnato, assieme a suo padre Rodolfo, presidente del Comites locale, a lavorare per i giovani discendenti di corregionali all'estero, facendo onore alla memoria del suo nonno Felice Borghese, emigrato nel 1911 da Montereale. La motivazione è la seguente: per il suo impegno nella diffusione della cultura italiana e friulana tra i discendenti di corregionali immigrati in Argentina, da lui profuso in qualità di dirigente del circolo ALEF di Cordoba, in particolare attraverso la collaborazione con l'Università di Udine di Cordoba e la sua attività politica. Giorgio Cadorini. Nasce a Palmanova ed emigra in Boemia. Dal 2005 abita a Colin. Laureato in glottologia alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste, ottiene il suo dottorato di ricerca su lingue romanze a Praga. Primo insegnante di friulano e italiano alla Scuola Statale di Lingue e l'Istituto Italiano di Cultura presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Carlo IV di Praga, la Facoltà di Filosofia e Scienze Naturali dell'Università della Slesia di Opava e collabora al progetto Erasmus con Capodistria, Trieste, Pola e Nova Gorizia. Iniziatore della partecipazione degli archeologi di Opava agli scavi dell'Università di Trieste ad Aquileia. Collabora con l'Università di Nova Gorizia al corso di friulano e fa parte del comitato direttivo del Circolo Linguistico di Praga ed è interprete giurato di italiano e di friulano su nomina del Ministro della Giustizia della Repubblica Ceca, oltre ad essere presidente del Circolo ALEF di Praga e aver organizzato diversi progetti per diffondere la cultura del Friuli Venezia Giulia.
La motivazione è la seguente: per l'impegno nella diffusione della lingua e della cultura friulana da lui profuso nella veste di presidente del Circolo Aleph di Praga, di insegnante in scuole statali, in istituti italiani di cultura e nell'Università di Praga della Slesia e di collaboratore al progetto Erasmus. Ora è il turno di Claudio Verona, che mi dicono però non esserci. È giusto però citarlo, ricordarlo seppur sinteticamente, poi qui il Presidente gli farà avere la medaglia. Nasce ad Attimis nel 1944, suo padre emigra in Belgio nel 1947 per lavorare nelle miniere di carbone. Claudio Verona fa in Belgio tutti i suoi studi ed è diplomato come tecnico elettrodomestico. Da 16 anni in su lavora come operaio e per finire la sua carriera come responsabile tecnico in una fabbrica. Da oltre 30 anni è coinvolto in prima persona nell'Aleph a Hainaut Namur come membro attivo alla creazione del circolo di Charleroi. Ha intrapreso iniziative socioculturali in organizzare mostre e spettacoli, facendo venire in Belgio, corali, gruppi folcloristici, organizzando delle feste per anziani, per bambini, viaggi alla scoperta della regione. Ha favorito il gemellaggio nell'ottobre 2009 del suo comune di residenza Fleurus con 4 comuni friulani: Attimis, Faedis, Nimis e Lusevera. Bene, passiamo a Leonardo Zanier, Presidente del Consiglio. Leonardo Zanier nasce a Maranzanis di Comelians nel 1935 e risiede a Zurigo. Come emigrato ha lavorato in particolare in Marocco e in Svizzera, dove alla fine degli anni 60 è nominato presidente della Federazione delle Colonie Libere Italiane e presidente del Circolo Aleph di Zurigo. Ha seguito e coordinato per l'Unione Europea progetti di sviluppo contro la marginalità, la povertà e l'esclusione. Attraverso il suo lavoro di educatore, animatore e organizzatore di vaste e capillari reti per l'alfabetizzazione e la formazione degli adulti, in particolare gli immigrati. È tra i più noti autori friulani. Molte delle sue raccolte di poesie sono state musicate e tradotte nelle principali lingue europee. Ad esempio Libers di Scugnilà, cioè liberi di dover partire, dei primi anni 60, sull'immigrazione friulana, che subito si trasforma in un bestseller e viene tradotto in svedese, croato, inglese, tedesco, spagnolo, francese e anche in arabo. Numerosi sono i suoi lavori teatrali. La motivazione è la seguente: per aver divulgato nel mondo l'epopea dell'immigrazione friulana in qualità di scrittore e di presidente del Circolo Aleph di Zurigo, attraverso lavori teatrali e opere letterarie, tra cui principalmente il libro di poesie Libers di Scugnilà, tradotto in 8 lingue ed è diventato ben presto un best seller. Ecco, adesso facciamo la foto di gruppo di tutti i premiati dell'associazione.
A dire la verità, non sono un oratore, mi piace più l'attività che le parole. Comunque sono un emigrato anch'io, a miei buoni 23 anni in Svizzera li ho fatti, quindi capisco e conosco molto bene le problematiche dell'emigrazione. Sì, sono per il momento a capo di un'associazione che produce molto più di quello che non abbia, perché si dà molto da fare. Non sempre queste associazioni sono conosciute bene come lo sono le altre. Tutto qui. Ringrazio per tutto. Grazie a voi per tutto. Grazie a lei per le belle parole che ci ha detto e le aspettative che ci ha proposto. Va bene. Grazie. Ecco, volevo aggiungere una cosa, nella biografia è saltato in qualche modo. Io sono stato negli anni, subito dopo il terremoto, tra quelli che hanno individuato nell'albergo diffuso una delle possibilità di rimettere delle persone al centro dei paesi che rischiavano di svuotarsi. Ecco, questo ha funzionato. E la cosa interessante, ha funzionato perché i primi che hanno aderito al progetto sono stati non i residenti ma gli emigrati, perché sentivano talmente forte la voglia di conservare quei paesi che si sono investiti e hanno investito. Concludiamo con l'ERAPLE, l'ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori immigrati. Prego il responsabile di affiancare la Presidente. Eccoci. E iniziamo con Ennio Carint. Carint, giusto. Nasce nel 1941 a Codroipo e si trasferisce in Svizzera, dove risiede a Wohlen, credo. Consegue l'avviamento professionale, fa 3 anni di studia per elettromeccanico a Codroipo, 3 anni di corso professionale come aggiustatore meccanico, 3 anni di scuola professionale serale di disegno tecnico e 4 anni di scuola di musica ceciliana di organo e pianoforte. Si specializza con un'esperienza professionale pluriennale nel montaggio e collaudo di grandi generatori alternatori in molte centrali di molti paesi del mondo. È ispettore del montaggio, istruttore del personale, anche in ditte esterne in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e anche in Australia. Caporeparto in lavorazione e montaggio di turbo alternatori e rotori di grande potenza fino a 60 dipendenti, con impiego anche in molteplici paesi del mondo. Dal pensionamento in poi è consulente tecnico per la fabbricazione di grandi e medi generatori alternatori. Vi sono ulteriori specializzazioni ed esperienze, ma mi soffermo un attimo sull'impegno sociale di volontariato che inizia con organista nel paese d'origine e tuttora nella missione cattolica di Wohlen. È presidente del ciclo ACLI nella propria città per molti mandati dal 72 al 2000. Animatore e coordinatore della sede, che non cito perché per me è estremamente difficile pronunciarla, eccolo, luogo d'incontro di Wohlen, costruita nel 1986 assieme con il supporto finanziario del Comune della Chiesa Cattolica locale e della Chiesa Cattolica cantonale dell'Argovia. Presidente delle ACLI cantonali d'Argovia per 2 mandati, componente per molti mandati della Presidenza nazionale delle ACLI della Svizzera e presidente delle ACLI nazionali della Svizzera dal 2006 al 2012. La seguente motivazione è per aver aiutato connazionali e stranieri immigrati a inserirsi in Svizzera, cercato il dialogo con i giovani
e sostenuto sempre la loro formazione e tutela e per avere sempre anteposto ai suoi interessi il servizio agli altri. Mario Micheli. Nasce a Fiume il 7 luglio 1935, per oltre 30 anni imprenditore nel campo del taglio ossiacetilenico delle lamiere. Dal 93 al 98 presidente del comitato esecutivo della Comunità degli Italiani di Fiume, dal 96 vicepresidente della Fondazione Ileana, che premia ogni anno il miglior alunno del liceo italiano e del primo ginnasio croato di Fiume, quest'anno per la 18ª volta consecutiva. Promotore, assieme a un gruppo di amici, della ventennale collaborazione culturale con la città di Cividale. La motivazione è la seguente: per aver saputo dialogare con tutti, vedendo cambiare ben 5 bandiere sul tetto di casa, mantenendo fissa comunque la propria residenza, e per aver saputo trovare sempre una via di mediazione, pur nelle difficoltà, mantenendo la propria integrità morale e la propria tradizione, rinunciando a qualsiasi omologazione e promuovendo il ruolo, la cultura e le tradizioni della minoranza autoctona italiana. Perugini Pavao. Nasce in Montenegro, a Kotor per la precisione, nel 1948. Il curriculum ci dice che ha navigato in lungo e in largo per il mondo, prestando servizio presso varie compagnie marittime nazionali ed internazionali. Ha lavorato anche su varie piattaforme petrolifere in Nord Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente. Nell'ottobre del 2013, sulla nave scuola Palinuro, gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. È uno dei 10 fondatori della comunità italiana del Montenegro, che venne fondata nel 2004. Nominato segretario dal 2006 al 2007, fu poi eletto presidente, detenendo tale carica fino a dicembre 2013. La comunità, sotto la sua gestione, ha erogato dal 2004 al 2014 più di 100 corsi di italiano, ognuno della durata di 50 ore. Il numero di iscritti alla comunità in Montenegro ha raggiunto il numero appunto di 3.500. Ha collaborato con l'Università Popolare di Trieste e grazie alla collaborazione con Conf Cooperative di Gorizia sono stati realizzati tantissimi progetti, per i quali vale la pena ricordare quello relativo alla lavorazione di Pizzo di Gorizia, il progetto Come lavorano gli alberghi diffusi, la specializzazione di guide turistiche in lingua italiana, la promozione di contatti fra 11 tour operator della regione Friuli-Venezia Giulia con l'ufficio di turismo del Montenegrino e ancora il restauro di 2 affreschi nella cattedrale di San Trifone. Sono stati effettuati, grazie a lui, vari scambi culturali, folcloristici con le città di Giulianova e di Muggia. La comunità, grazie alle varie associazioni umanitarie, ha effettuato anche opere di beneficenza e con l'aiuto dell'associazione umanitaria Alvius di Monfalcone sono stati donati all'ospedale generale di Kotor 53 letti, 50 tavoli e 50 armadietti. Il comune di Monfalcone ha donato un ascensore per disabili per l'ambulatorio della città di Tivat. La motivazione è la seguente per Pavao Perugini:
per aver sempre saputo trovare e diffondere una via di conservazione dei valori della minoranza autoctona italiana in un contesto socio-politico non sempre agevole e coinvolto le giovani generazioni con numerose iniziative culturali che hanno permesso di approfondire e sostenere le conoscenze dei popoli e dei territori coinvolti. Terminiamo con Giuseppe Piccoli. Nasce a Roma nel 1935 da padre friulano, per la precisione di Coseano. Emigra da San Daniele nel 1948 con la famiglia per raggiungere il padre, minatore a Marcinelle, emigrato nel 1946. Intensissima è la sua partecipazione a movimenti e associazioni. Inizia nel 1949, per poi passare a 1958 fino al 60 come segretario del circolo ACLI di Mons-sur-Marchand, dal 60 al 63 delegato nazionale del Benelux della gioventù aclista, dal 63 al 69 presidente provinciale delle ACLI di Charleroi, dal 69 al 72 presidente delle ACLI del Benelux, dal 72 a oggi consigliere regionali delle ACLI, dal 77 a oggi coordinatore delle RAPLE, per 3 mandati quale presidente del Comites di Charleroi e 2 mandati quale membro della CGE. Tra le onorificenze possiamo annoverare la medaglia d'oro dell'Ordine della Corona, la palma d'oro dell'Ordine della Corona e il Grande Ufficiale al Merito della Repubblica. La motivazione è la seguente: per avere preservato le proprie radici, promosso l'Italia e il Friuli Venezia Giulia e divulgato le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati italiani in Belgio, in specie dei minatori, nonché per avere promosso un'ampia informazione sul disastro di Marcinelle, la formazione dei lavoratori a tutela dei loro diritti e il dialogo a livello locale e internazionale, ed infine per il suo spirito di servizio proteso ad aiutare sempre. Ecco, facciamo ora la foto di gruppo degli associati. Fermi lì che deve fare ancora un attimo. Vuoi dire qualcosa? Ecco il responsabile. Ringrazio il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e l'assessore, ma soprattutto ringrazio voi tutti e vi ringrazio oltre che per essere qui anche agli amici che sono stati premiati o hanno ricevuto questa medaglia, soprattutto perché lo spirito di famiglia che si respira all'interno del Consiglio regionale, non solo per gli amici consiglieri, molti dei quali c'è un'amicizia profonda, ma soprattutto perché è stato un momento di incontro anche con persone con cui non ci si incontra mai
e lo spirito di familiarità e l'affetto che si sente qui dentro quest'oggi e anche spesso al di fuori quando ci si incontra fa sì che ci si senta sempre una famiglia friulana, giuliana o slovena anche al di fuori dai confini della regione. Quindi questo è un sentimento che per chi lavora o studia al di fuori dei confini regionali è un modo per sentirsi sempre a casa. Grazie a voi. Solo una informazione di servizio: per continuare a stare ancora un po' assieme è previsto un buffet tra qualche minuto. Ci farebbe piacere che restaste. Bene, quindi no, scusate un attimo perché chiudiamo formalmente la seduta del Consiglio regionale, che riprenderà nel pomeriggio alle ore 14:30 con il punto all'ordine del giorno che prevede la discussione della legge presentata dalla Giunta sulla riforma della cultura. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, ovviamente in primo luogo i protagonisti, tutti voi premiati, richiamando questo spirito di famiglia e questo spirito di cordialità e di solidarietà che credo abbia così pervaso la giornata di oggi. Ringrazio ovviamente i colleghi consiglieri regionali che sono presenti per il dovere di presenza, ma che sono presenti anche per testimoniare assieme alla Giunta quella che è ovviamente la condivisione delle finalità e dello spirito della giornata odierna, che non è una giornata di commemorazione o commemorativa, ma è una giornata di impegno, credo, di impegno nel ricordare la vostra attività e nel riportare la vostra attività verso il futuro, che deve essere un futuro che vede ovviamente ancora di più il coinvolgimento tutta la presenza dei milioni di corregionali all'estero, questa grande patria che sta al di fuori della piccola patria, nella crescita e sviluppo della nostra regione e anche del nostro paese, l'Italia, che ne ha particolarmente bisogno in questo periodo. Quindi nel formulare di nuovo appunto i migliori auguri a tutti voi del rientro poi nei vostri paesi quando terminerete il periodo che mi auguro possa essere anche un periodo di permanenza nella regione, ecco, anch'io associo l'invito a ritrovarci come si usa nelle famiglie, qua fuori, per condividere assieme un momento di cordialità tutti assieme. Grazie a voi, buona giornata, il Consiglio quindi è chiuso.